perché è un convegno, è un incontro, durerà abbastanza poco, e si tratta di mettere a fuoco soprattutto la tradizione dei cantastorie di riposto, una tradizione molto importante che ha avuto come capostipite Orazio Strano, poi anche i suoi figli, e che si è protratta fino alla contemporaneità attraverso l'opera di Luigi Di Pino. E soprattutto importante perché gran parte della produzione dell'attività di Orazio Strano si collega a quella di un altro grande poeta dialettale che era di Mascali, che era Turiddu Bella. Insieme a loro sono stati per il mondo dei cantastorie, della Sicilia dialettale, tradizionale, un po' quello che sono stati Mogol e Battisti per il mondo della musica popolare italiana, popolare intendo della musica cosiddetta leggera. Quindi una grande produzione di bellissime storie che tutt'oggi vengono eseguite, si possono ascoltare sui mezzi di diffusione, da YouTube ad altro. Quello che noi cercheremo di fare stasera sarà di mettere in luce il rapporto tra la dimensione storica dell'attività di cantastorie, che oggi ovviamente non può più essere quello che era ai tempi di Orazio Strano, intendo dire fino alla prima metà degli anni 70 del Novecento, quando quello del cantastorie era un mestiere vero e proprio che permetteva di campare la famiglia, come si diceva, no? Perché questi si esibivano nelle piazze e prendevano soprattutto non solamente le offerte, ma anche vendevano i loro prodotti, le storie messe a stampa nei libretti, nei fogli volanti, ma anche i dischi e poi le audiocassette e nell'ultima fase perfino i compact disc. Quindi c'era un vero e proprio mercato popolare della produzione dei cantastorie ed era questo il modo in cui queste persone potevano esercitare un vero e proprio mestiere nelle pubbliche piazze. Oggi tutto questo non esiste più, i cantastorie della contemporaneità si esibiscono o nella piazza virtuale di internet attraverso i social, oppure in tutta una serie di circostanze che possono anche essere pubbliche, ma che non hanno quel tipo di, siamo pubbliche su commissione. Dovete pensare che Orazio Strano si muoveva, andava nei paesi, faceva il suo spettacolo, si muoveva, andava in un altro paese ed erano dei cantastorie itineranti. Oggi l'attività dei cantastorie contemporanei è un'attività su richiesta soprattutto di scuole, centri studi, associazioni, feste popolari anche in alcuni casi. L'aspetto più interessante della contemporaneità, un caso per esempio che è capitato a Luigi Di Pino, è quello di comporre nuove storie per sostenere situazioni come matrimoni o squadre di calcio, le cose più impensate. Gli vanno a chiedere di fare la storia perché è un modo tradizionale che però può essere ancora funzionale nella contemporaneità.